A 4 anni da Vaia, la rinascita delle aree devastate dalla tempesta parte dalla Marcesina, che diventa il modello di come la collaborazione fra pubblico e privato possa dare un nuovo volto alla montagna ferita dai cambiamenti climatici. Una rinascita che passa attraverso l'impianto e la ricostituzione di 6,5 ettari di bosco, con la messa a dimora di 9.000 alberi e il recupero dei pascoli della piana incantata, tanto cara a Mario Rigoni Stern. L'intervento, organizzato da Legambiente in collaborazione con Coldiretti, Comune di Enego, privati e finanziatori, dona una nuova speranza all'altopiano tramite un progetto che sarà strutturato in questo modo. Si è deciso di adottare un approccio più in linea con quelle che sono un po' le dinamiche naturali, per cui andando a piantare un numero di specie più vario, la piantagione delle piantine per gruppi e con l'affiancamento di queste piantine a quelle che è la rinnovazione già presente nei siti. Poi in altre aree, a seconda della vocazione che queste prevalentemente possono avere, si è ipotizzato di fare un recupero di superfici a pascolo, prima occupate invece da superfici forestali, e andare in questo senso ad ampliare quelle che sono le malghe, le superfici pascolive delle malghe presenti all'interno della piana. La Regione è presente perché la Marcesina è un paradigma di quello che è avvenuto in Veneto 4 anni fa. Qui siamo in un'area che è stata particolarmente colpita sotto questo punto di vista e quindi è nata questa progettualità che mette insieme il mondo pubblico e il mondo privato in un'iniziativa di recupero dell'area. Non si tratta semplicemente di ripiantare le stesse piante che c'erano là, è un'occasione, visto quello che è accaduto, anche di riazzerare tutta la situazione e fare una progettualità, una pianificazione di tutta l'area. Amministratori e politici del territorio guardano con grande sensibilità al progetto, la cui valenza nazionale ed europea pone la Marcesina al centro dell'attenzione internazionale. Grazie a questo progetto, che ha visto diversi attori pubblici e privati, la piana di Marcesina torna a vivere. Insomma, un progetto veramente ambizioso, il più grande progetto di ripopolamento boschivo a livello nazionale e forse europeo, che ha visto la Regione del Veneto assieme al Comune di Enego e diversi anche soggetti privati a presentare un master plan che vedrà nei prossimi anni una serie di piantumazioni su tutta la piana di Marcesina, una valorizzazione di tutta l'area pascoliva, in modo da poter mantenere viva l'economia di questo territorio, che è un'economia basata sui boschi e sulle malghe.